buongiorno, dottoressa Tiziana Pettenuzzo, è segretario generale Confartigianato Imprese Padova, nonché consigliere di amministrazione di Welfare Insieme, struttura nazionale di emanazione di Confartigianato, e grazie soprattutto per la disponibilità che ci ha dato. Grazie a voi. Continua l'attività delle interviste, della raccolta, diciamo una sorta di videoteca di Veneto Welfare sul tema del welfare in Veneto, e come si può notare oggi abbiamo l'occasione di sentire l'opinione anche delle microimprese e delle piccole imprese nel territorio. Allora subito noi ci permettiamo di farle una domanda partendo dal tema Covid. Il Covid ormai è presente e sicuramente abbiamo una condizione di gestione pandemica diversa rispetto al passato, più ottimale, però ci chiediamo quale sia un po' la dinamica del welfare nelle microimprese in un'era che speriamo ormai essere post-pandemica, diciamo. Certo, allora volevo fare una premessa che secondo me è fondamentale valorizzare immediatamente quello che è stata ed è tuttora per il mondo della piccola impresa e per Confartigianato, ma tutto il mondo della piccola impresa, il tema della bilateralità, perché quando noi parliamo di welfare, naturalmente dobbiamo immediatamente accostarlo a quello che è il tema la tematica del welfare. Noi abbiamo un primato in Veneto, e noi in particolare Confartigianato, di cui mi pregio di lavorare, che da circa 30-40 anni, almeno da quello che è la memoria che mi può accompagnare, la nostra rappresentanza, la nostra parte politica ha sempre avuto una grande attenzione per quelle che sono le tematiche del welfare, quindi niente di nuovo sul fronte, come si dice, no? Però anche se poi ci sono state o ci saranno, come vedremo insieme, delle declinazioni diverse, delle specificità, delle aggiunte, dei servizi che nascono come accessori, però il mondo della piccola impresa ha sempre avuto una grande attenzione per quello che è il tema del welfare, sia sotto il versante dell'impresa, sia sotto il versante anche dei lavoratori che operano nel mondo dell'artigianato. Durante il Covid, per arrivare al tema, sicuramente è stato, chiamiamola una situazione, uno stress test per quanto riguarda un progetto o un processo che noi abbiamo avviato da qualche anno, che è quello di, come dire, come una specie di Giano bifronte, di guardare il mondo, il welfare, dal punto di vista dell'azienda e dei lavoratori, ma anche per quanto riguarda le costruzioni di nuove dinamiche di tipo sociale che avvengono nei territori e che non sono escluse. Le due cose si incrociano a un certo punto. La cosa ci ha sorpreso perché dopo 5-6 anni che noi lavoriamo perché è un tema anche culturale, sul tema in questo caso faccio riferimento al welfare aziendale, dove è stata la parte, se volete, anche più facile, abbiamo sfatato alcuni stereotipi. Intanto che la piccola impresa, nella piccola impresa è difficile fare welfare aziendale. Niente di più, possiamo smentirlo, non è così, anzi. Nel 2020 è stato un anno straordinario per quanto riguarda i piani di welfare aziendale. Porto un solo dato. Se consideriamo che il calo del PIL è stato dell'8% nel 2020 per quanto riguarda l'impresa in generale, ma anche nell'impresa artigiana, noi abbiamo invece visto raddoppiare i piani di welfare nelle aziende e le richieste. E vuoi sotto forma di, chiamiamoli di free benefit, soprattutto buono spesa, carburante, eccetera,
ma anche per tutte le altre opportunità che il welfare, conciliazione, telelavoro, smart working, cioè tutto quello che è la complessità del mondo del welfare aziendale. L'80%, quindi abbiamo raddoppiato le richieste, l'80% viene erogato ed è stato erogato su decisione della stessa azienda, va bene? Poi c'è un 20%, lo sapete bene, ci sono i contratti collettivi nazionali, nello specifico della metalmeccanica, e quelli diciamo già avvengono, chiamiamoli per decreto. Ma la cosa interessante, circa un 10-15% del welfare aziendale è avvenuto anche in piena pandemia, quindi in un momento di crisi, di recessione non indifferente, anche come premi di produzione convertiti sotto forma di welfare. Va bene? Quindi questo è stato per noi sì un momento anche di consapevolezza che molto probabilmente il rapporto impresa-lavoratore, ma molti altri elementi che poi potremo vedere insieme, hanno fatto il giro di boa. Va bene? Quindi i modelli che noi immaginavamo, abbiamo sempre immaginato, hanno fatto saltare sono saltati. Va bene? Quindi questi schemi non ci sono più. Dirò di più, il welfare aziendale è stato anche uno strumento da parte delle imprese quasi di rassicurazione verso i dipendenti. È stato un modo, scusatemi anche se volete per certi versi, uscito dallo schema del welfare paternalistico che noi abbiamo sempre immaginato, no? I nostri piccoli imprenditori davano il piccolo emolumento all'azienda, al dipendente a fine anno, no? È diventato quasi come dire, uno scambio sociale, uno scambio di prestazioni tra impresa e lavoratore. Cioè noi ci teniamo a te, ok? Quindi è stato un modo anche per valorizzare queste risorse umane, i lavoratori che nel 2020, già dal 2019, avevano vissuto situazioni di precarietà. È una caratteristica, è un tratto dell'impresa artigiana dove nessuno viene lasciato indietro, qualcuno dice nessuno viene lasciato a casa, ed è stato proprio così. E quindi ben vengano gli strumenti. Emerge chiaramente dal suo intervento la capacità dell'impresa artigiana, ancora una volta, di diventare una sorta di strumento di equilibrio sociale, che da un lato valorizza la bilateralità come origine storica, poi negli anni 90 siete stati i primi, insomma il mondo dell'artigianato è stato il primo con l'accordo con i rapporti sindacali a darne vita, ma soprattutto, lei lo citava molto bene, noi ci teniamo a te, cioè non lasciamo nessuno da solo, e questa è stata la solitudine dell'impresa artigiana, infatti non si è percepita, magari altre tipologie aziendali ma si sono viste con una dimensione diversa, però in questo caso no. Ma allora quali sono state le azioni dirette, cioè con l'esperienza Confartigianato, i modelli operativi nel fare, che cosa è stato fatto nel pieno della pandemia e soprattutto che cosa si sta facendo oggi? Certo, allora voglio fare un piccolo passaggio. C'è anche all'interno, io parlo della provincia di Padova, perché qui noi lavoriamo e operiamo. C'è stata anche, se volete, una geografia del welfare aziendale che ha connotato anche una certa tipologia di imprese. Allora, in particolare alcuni settori cioè sono medie aziende normalmente, quelle che si approcciano a questa, chiamiamola questa modalità di coinvolgimento dei propri dipendenti, perché di fatto è questo, e in particolare il settore del manifatturiero. Diciamo anche che, se volete, possiamo spingerci anche dal punto di vista dell'analisi come dire, di un dato che riguarda anche una caratteristica, un tratto saliente di queste imprese. Oltre che nei settori
per esempio della metalmeccanica, sono stati fortemente coinvolti su questo, e diciamo che il 2020 soprattutto il settore della metalmeccanica tuttora li presenta problemi anche di reperimento delle risorse umane e di lavoratori che operino nelle aziende, quindi questo è diventato anche uno strumento attrattivo per l'impresa per tenere i dipendenti. C'è anche nelle imprese che utilizzano queste modalità di valorizzazione dei dipendenti anche un tratto particolare, sono aziende fortemente digitalizzate. Qual è l'altra componente fondamentale e che poi cade nella gestione operativa delle attività che noi facciamo? Abbiamo visto che abbiamo aperto un mercato di provider chiamiamoli nuovi fornitori di beni e di servizi, perché poi di questo noi parliamo, ma anche di nuove figure professionali. Noi abbiamo creato al nostro interno, formandolo, una figura totalmente dedicata a dare assistenza alle imprese e ai lavoratori per quello che abbiamo definito welfare specialist, che stiamo continuando a formare. E naturalmente, che cosa fa il welfare specialist? Oltre a dare una consulenza in prima battuta alle imprese che intendono approcciarsi a questa modalità, va anche nelle aziende a condividere con il personale delle aziende interessate, che però verranno coinvolte nei piani di produzione di premialità, va a dare loro le informazioni che sono necessarie e mettendo in evidenza quello che dice il legislatore, ma anche fornendogli. Noi abbiamo creato con un ente, una società privata, anche una piattaforma per gestire tutta questa attività di erogazione di beni e servizi. Quali sono stati, diciamo, i beni e servizi più richiesti? Oltre naturalmente a quelle che sono l'assistenza sanitaria, la previdenza, anche questo faceva parte dei premi di produzione. Noi abbiamo lavorato molto e credo che questo sia, insomma, non è neanche una cosa così da non considerare, tutto quello che è la scontistica, carrello spesa, buoni benzina, molto sulla cultura, sull'infanzia, sull'istruzione sull'infanzia e l'istruzione, sulla formazione. Devo dire molto poco sui familiari, anziani e trasporto, che erano i benefit già previsti dal TUIR. Allora, vediamo, cioè mi posso permettere di dire però che oggi con questi progetti / processi noi non rispondiamo e solo all'interno di quelle imprese che sono a mio avviso delle aziende evolute proprio perché sono piccole, dove c'è in atto anche un cambio di paradigmi, di cultura, soprattutto organizzativa. Stiamo passando rispetto ai lavoratori un passaggio dai bisogni, dai semplici bisogni, per quanto complessi e articolati, ma bisogni, al mondo delle aspettative, cioè i dipendenti hanno delle aspettative, va bene? Anche dalla loro impresa. L'azienda perché fa questo? L'azienda, noi immaginiamo la piccola impresa, immaginiamo un'azienda paternalistica dove c'è il titolare che è un po' padre e padrone su questo. Anche su questo stiamo passando da un'azienda familistica e quindi il processo culturale a un'azienda anche se piccola, va bene, ma non gli manca niente per essere considerata anche, come dire, una strutturata e managerializzata, come a noi piace ogni tanto piace individuare. Quindi le organizzazioni che tendenzialmente sono gerarchizzate, in questo caso che cosa fanno esplodere? Rendono evidente che stiamo lavorando e operando all'interno di aziende invece dove c'è la partecipazione, dove conta anche il clima aziendale,
va bene? Dove, e qui è stato messo a dura prova soprattutto dal Covid, si comincia anche a pensare che nei piani di welfare rientrano la banca del lavoro, rientrano i tempi di vita, il tempo, no? È una variabile non indifferente, la conciliazione, i temi di vita e lavoro. Ecco, queste sono dinamiche oltre a beni e servizi che si sono aperti come nuovi scenari non possiamo ancora dire post pandemia, ma insomma nell'era del quasi post-Covid, ce lo auguriamo almeno che sia così. Emerge una metamorfosi in atto tra le imprese, diciamo che passano da una gestione gerarchica a una gestione maggiormente partecipativa, in un contesto, lo citava bene lei prima, in cui bisogna raggiungere una maggiore digitalizzazione dei servizi di welfare. Probabilmente esiste anche un tema di demografia, non solo della società ma anche delle imprese, sono gestite poi da figure magari che hanno fatto grande il nord-est in un certo periodo storico, alle quali non si può non traguardare con le riforme delle politiche del lavoro e anche delle politiche passive del lavoro. Quindi, e in questo mi dica, ma la rappresentanza, lei è segretario generale di un'associazione che è la Confartigianato di Padova, ha un ruolo importante nel mondo del welfare, insomma è da anni che vive il sistema della rappresentanza. Quali sono le nuove sfide? Non dal punto di vista del welfare, ma oggi il welfare è un grande contenitore, contiene sì dinamiche sociali, ma tocca moltissimo il tema del lavoro, tocca moltissimo il tema dell'economia e diventa anche uno strumento di pianificazione territoriale. Che cosa sta succedendo nella rappresentanza? Credo che quello che lei, dottor Casteller, la domanda che mi ha fatto è quello che sta, come dire, immaginando sia la grande sfida dei prossimi anni. Io credo che non possiamo più permetterci di vivere di rendita e non immaginare, proprio alla luce poi degli strumenti che stanno anche per essere messi in campo, che questo mondo dovrà per forza di cose confrontarsi con la grande sfida dell'innovazione. Cioè noi dobbiamo immaginare che i modelli di relazioni sindacali, anche il modello, come dire, anche la retribuzione di per sé probabilmente va ripensata e rivista. Adesso non voglio addentrarmi su questo perché è tema molto più complesso, però anche far diventare i costi del dipendente retribuzione e ampliando quello che è l'articolo 50 o 100 del TUIR, cioè detassare le spese come rifiuti, luce e gas, va bene? Queste anche potrebbero essere delle novità, almeno sento io le esigenze dei lavoratori, non sarebbe una brutta cosa. La pandemia ha fatto, come dire, ha fatto emergere l'enorme valore che ha la bilateralità, va bene? E dentro ci metto il welfare e tutta la sua storia, i protocolli della sicurezza, il telelavoro, lo smart working e non dimentichiamoci gli ammortizzatori sociali che sono quelle coperture, quelle tutele che nella piccola impresa insomma non hanno quelle garanzie che sono riconosciute normalmente alla grande impresa e noi siamo stati presenti, attenti, vigili. Però mettere a valore le innovazioni contrattuali e gli nuovi strumenti e pensare a nuovi strumenti a sostegno dei lavoratori e delle imprese, ma anche nell'interesse e soprattutto delle imprese, io credo che non sia una cosa, come dire, che possiamo rimandare. Dobbiamo tornare su questo pesantemente. Dobbiamo in termini di welfare e di rappresentanza adottare tutti quegli strumenti che siano necessari anche per un nuovo equilibrio tra flessibilità, conciliazione del lavoro, produttività, ma anche nuovo sistema previdenziale.
perché è vero, abbiamo un grosso problema che è legato al tema demografico, va bene? Quindi dobbiamo pensare al futuro e i nostri giovani, i nostri lavoratori, come anche i nostri artigiani giovani, devono pensare a un loro futuro, cioè, il tema, quando dovranno affrontare e approcciarsi fra 30-40 anni alla, chiamiamola, l'età della pensione. Poi c'è tutto il tema del PNRR. Io dico, anche qui, sia veramente uno strumento di ripresa e resilienza, cioè il futuro della nostra società passa anche, come lo dice bene questo strumento, il benessere dei lavoratori, e il benessere dei lavoratori e dell'organizzazione economica dove loro operano. Quindi il benessere delle persone, in questo caso, si gioca all'interno della contrattazione e anche della produzione, ma anche della modernità, io mi auguro, del legislatore, cioè che il legislatore sia su questo, metta in campo tutta la creatività che è necessaria. Quindi noi non possiamo pensare che è un tema che riguarda o solo l'impresa, riguarda, credo, un po' tutti. Quindi sulla base di questo, e come questo può avere anche delle ricadute, anzi questo, il benessere, ha una ricaduta sul territorio o nei territori che vivono dei processi, territori che noi come corpi intermedi governiamo, gestiamo, e quindi noi ci autorizziamo a parlare non tanto e solo di welfare territoriale, ma di welfare generativo, perché noi siamo, grazie a Dio, interlocutori da sempre, e chi mi ascolta sa, perché conosce bene questo mondo, che storicamente noi partecipiamo per abbattere disuguaglianze, per naturalmente quelle sociali, perché siamo sempre stati artefici di progetti di innovazione sociale a supporto di economie che storicamente vivono un po', come dire, borderline, concedetemi il termine. Il nostro obiettivo è di evitare, e qui lo strumento del welfare lo è, sia verso le imprese e dei lavoratori che vivono in alcuni territori, che non ci sia mai il rischio di marginalizzazione di alcuni territori. Quindi sia in termini di cultura, di formazione, di istruzione. Quindi il nostro lavoro nei prossimi anni sarà questo, perché se non lo facciamo noi, chi lo può fare? Quindi credo che assieme ai trasferimenti economici, che saranno per forza di cose necessari, dovremo accompagnare anche azioni di sviluppo locale. Noi ci fregiamo a volte anche di avere, come dire, una buona competenza per quanto riguarda la regolazione politica dei territori. Ma questo deve essere legato anche a uno sviluppo locale, va bene? Non può essere un mero esercizio di per sé. E quindi tutti gli strumenti che metteremo in campo, ma anche dovremo accompagnarli, ed è questo che per noi sarà importante anche rispetto al legislatore, avviare insieme un periodo di riforme che non vediamo che ci sono in atto, no? Dei tavoli dove si fanno le grandi, le chiamo io, riforme, la giustizia, la formazione, la pubblica amministrazione, ma anche la grande riforma della pubblica amministrazione non è avulsa da quelle che sono le cose che abbiamo indicato prima, anzi sono dentro, perché crediamo che una riforma della pubblica amministrazione debba tener conto dello spirito di iniziativa dei cittadini, della libera concorrenza, e noi ci candidiamo, devo dire la verità, ed è uno sforzo che dobbiamo fare anche insieme con la Regione, per poter gestire insieme alcuni servizi che oggi vengono erogati dallo Stato e probabilmente costano troppo, la macchina è troppo, e possono anche essere, come dire, gestiti dal privato. Noi siamo, mi concedo il termine, dei liberali, quindi pensiamo che anche la parte privata debba essere valorizzata e deve essere messa nella condizione, non è solo il terzo settore,
perché lo spirito di iniziativa, anche il terzo settore, ma tutto ciò che può creare impresa, perché così valorizziamo i giovani, le donne, e quando penso anche alle tipologie di servizi, non penso solo alla sanità o al sociale, ma penso a tutto l'universo mondo della formazione, dell'istruzione, concedetemi, anche di tutto quello che riguarda l'istruzione dell'infanzia, gli asili nido. Se noi non portiamo un asilo nido anche nei luoghi oggi marginali, va bene, o un po' di periferia, che hanno difficoltà di essere raggiunti perché non c'è una grande mobilità, eccetera, eccetera, rischiamo spopolamento dei territori. Padova, provincia di Padova, abbiamo un dato che ci dice che ci sono alcuni territori della bassa padovana che sono spopolati, va bene, abbandonati, e invece sono dei luoghi meravigliosi, ma perché? Perché mancano i servizi. Ecco, il nostro compito è di arrivare lì, perché nessuno resti indietro. Un messaggio molto chiaro che viene dal segretario generale della Confartigianato di Padova, nonché membro del Consiglio nazionale, un'integrazione chiara tra il welfare che nasce aziendale e bilaterale con un welfare territoriale, con un obiettivo probabilmente attraverso anche l'innovazione di alcuni servizi di rigenerare una rappresentanza. Questo sembra essere un po' il segnale che viene, ma soprattutto noi abbiamo due dati importanti a sostegno totale, in linea con quello che si diceva, è che a livello nazionale abbiamo circa 576 miliardi di euro, pari al 66% della spesa pubblica nazionale, che viene assorbito dal welfare. E siamo all'interno, e lo sottolineava bene lei, alla tenaglia in cui l'età dei lavoratori è sempre maggiore e abbiamo sempre più anziani, quindi ci troviamo in una condizione in cui il sistema lavorativo necessario a sostenere il welfare non garantisce più il welfare state e la necessità perciò di creare una sorta di welfare alternativo. È piaciuto molto, mi permetto di dirlo, l'introduzione alla trilateralità di fatto, cioè il ruolo dell'ente pubblico come un ruolo di sostegno anche economico-finanziario, oltre che di progettualità, anticipandomi la quarta domanda che volevo farla e l'abbiamo conclusa, cioè che cosa chiede all'ente pubblico. C'è ben chiaro che cosa dobbiamo fare e perseguire però le linee che Veneto Welfare ha cercato di portare avanti fino ad ora. Grazie ancora, grazie a lei per la disponibilità. E chiedo a chi ci ascolta, a chi ci vede nei soliti canali di Veneto Welfare, nel sito e nei social, di continuare a seguire quella che è una raccolta, una videoteca unica nel contesto nazionale in tema di welfare pandemico, post-pandemico, ma anche progettuale, innovativo, come abbiamo visto dall'intervento di oggi. Grazie ancora, dottoressa Tiziana Peterenza. Grazie. Grazie, dottor Castello.